trovato una situazione veramente completamente straordinaria. Tenete conto che ieri abbiamo ricevuto, tanto per dare un'idea, tenete conto anche del fatto che tante persone sono ancora in vacanza, devo dire per fortuna, perché il primo dato che bisogna dare, almeno a questo momento, è che non ci sono segnalazioni, l'abbiamo verificato al momento che non abbiamo ospedaliera, non ci sono segnalazioni di feriti, e mi viene da dire che in una situazione come questa, con le cose che abbiamo visto, è una sorta di miracolo. È una sorta di miracolo vero. Prima ci siamo fermati in piazza San Tommaso con una turista di Modena con un camper, poteva essere dentro le camper, invece non c'era il camper completamente distrutto, un albero abbattuto. Dicevo, ieri abbiamo ricevuto con i vigili del fuoco, 2000 segnalazioni ai vigili del fuoco, 500 la nostra polizia locale, 790 GSM, centinaia e centinaia di alberi abbattuti. Siamo rientrati adesso facendo le torricelle, salendo da Borgo Trento, scendendo da Borgo Venezia, e quello che è il nostro circuito conosciuto bellissimo, visto dall'alto, i campionati del mondo, del Giro d'Italia, è una scena di devastazione con alberi abbattuti parte a parte lungo la strada. Dicevo, centinaia e centinaia di alberi, tanti alberi anche abbattuti all'interno di proprietà private, di abitazioni che poi si sono rilassate e vengono contro le case oppure sulle strade. Dicevo, da ieri sera si è messa in moto la macchina operativa, e qui ringraziamenti per partire dal Presidente Zaia, la Protezione Civile, i dirigenti regionali, la nostra Protezione Civile, il Comandante Altamura, responsabile della nostra Protezione Civile, con l'assessore Colato, il microfono è spostato su Zaia, per quello che non si sente alla tanto. Protezione Civile, e poi un ringraziamento, mi sono sentito via chat con i sindaci degli altri comuni del Veneto, abbiamo una chat, come sapete, tra noi 7, e subito ha dato la disponibilità per mandare delle loro squadre. Ieri sera avevamo più di 40 squadre con circa 200 persone operative sul territorio comunale, che hanno dato una mano insieme ai nostri, insieme ai vigili del fuoco, per quegli interventi, dando ovviamente la priorità assoluta a quelle situazioni di pericolo. Mi sono sentito, mi ha chiamato ieri il ministro Di Incà, pochi minuti fa, prima di salire. Ieri ho sentito la Presidente Casellati, un attimo fa mi ha chiamato il Presidente della Repubblica, il Presidente Mattarella, che ringrazio, perché ha voluto sapere aggiornamenti sulla situazione. Ho detto, quando ero qui con il Presidente Zaia, che stavamo facendo le verifiche sopra luogo, mi ha dato tutta la sua disponibilità e tutta la sua vicinanza alla città e ai cittadini veronesi che sono stati così duramente colpiti. Un'ultima considerazione, sto dando a braccio, probabilmente dimentico qualcosa. Io vorrei che in situazioni come queste le persone che hanno voglia di fare polemiche, che hanno voglia di fare gli sciacalli, che hanno voglia di strumentalizzare, se ne vadano da un'altra parte, o stiano zitti. Almeno per una volta nella vita, si può anche evitare davanti a situazioni come queste, che mettono in difficoltà una città che è già pesantemente in difficoltà a causa del lockdown, a causa del coronavirus, si mettano la lingua tra i denti e se la mordano, oppure prendano le proprie mani, anziché battere sulla tastiera, se le chiudono dentro un cassetto pesantemente forte, così sentono anche un minimo di sensibilità, perdono un minimo di sensibilità. Questo lo dico perché ho letto di attacchi vergognosi, compreso di qualche giornalista, nello specifico un giornalista di Repubblica, che si è permesso di richiamare un karma negativo rispetto alla nostra città e ai cittadini veronesi che sono stati così duramente colpiti in queste ore. A Verona noi ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo, ci facciamo aiutare, abbiamo bisogno di risorse, per questo ringrazio il Presidente per la dichiarazione dello stato di crisi, per poter accedere alle risorse e poter quindi dare delle risposte sia al pubblico ma anche e soprattutto a quei cittadini che questa mattina abbiamo incontrato, alcuni in lacrime perché hanno visto andare in fumo alcune attività, alcuni mi hanno detto che non sanno, perché tenete conto che tutto questo succede dopo mesi in cui sono stati chiusi per altri motivi, e quindi è quel colpo di grazia che uno non si aspettava e che evidentemente non voleva. Ecco, allora a tutte quelle persone che anche in queste situazioni, di fronte al dolore delle persone, di fronte a disastri di questo tipo, pensano che la cosa migliore sia strumentalizzare, penso che il silenzio sia la cosa migliore da parte loro e da parte mia da questo momento in avanti, perché non meritano una particolare attenzione se non una risposta chiara, decisa, determinata e l'immediatezza. Se mi viene in mente qualcos'altro riprendo la parola successivamente, lascio la parola al Presidente Zaia, che ringrazio ancora veramente per la sua vicinanza e per la sua presenza qui oggi. Sì, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Io ve la farò breve. Ci siamo sentiti col sindaco più volte, l'assessore Borghesi, che è qui con me, che mi segue sempre in queste vicende, essendo responsabile della protezione civile. Voi sapete che ieri sera in comune c'è stata l'assessore del Verdi. Allora, io, come accade di solito, vado in sopralluogo perché la firma dello stato d'emergenza, la firma che ho fatto io, è una firma di responsabilità e la si fa solo quando ci sono ovviamente gli elementi per dichiararlo. E al di là della, come si può dire, dello stato d'animo del momento, cade un albero sul giardino o altre robe, uno deve dire ma ci sono effettivamente i presupposti. Bene, a Verona ci sono effettivamente i presupposti. Questa è una tragedia paragonabile, anche se su altra scala, anche perché ricordiamo la macchia di leopardo nella città, è paragonabile ai disastri che ho visto io nell'alluvione 2010, a Vaia, a tutto quello che è stata la tromba d'aria nella riviera del Brenta e altre l'acqua alta. Insomma, non ha interessato, non interessa tutta la città, ma le parti interessate della città sono devastate. Siamo stati stamattina in sopralluogo a vedere i danni assieme a voi, fra l'altro, sono danni ingenti. Ho visto tanti cittadini con le lacrime negli occhi, ma sempre con le maniche su a spalare, a pulire, e questo ne viene fuori ancora una volta. Il sindaco prima parlava dei veronesi e degli attacchi, penso che la mia risposta siano le palle che hanno i nostri cittadini, che hanno dimostrato di prendere subito di petto il problema e iniziare le pulizie. Non ho visto gente lì seduta a guardare ed aspettare qualcuno che venisse a fare le pulizie. Insomma, un quadro che ho già visto. La dichiarazione dello stato d'emergenza, lo diciamo per chi vi leggerà o seguirà tramite i vostri servizi, funziona in maniera molto semplice. Tutti i comuni hanno, nel momento in cui viene dichiarato lo stato d'emergenza e sopravvisti i comuni, vi ricordo che oltre a Verona e il Veronese, che ha 4 o 5 comuni, poi c'è stata la provincia di Padova, Vicenza e anche 3 comuni della provincia di Belluno, però Verona nella fattispecie è l'epicentro di tutto questo problema. Ecco, i cittadini residenti dovranno fare una sorta di elenco delle spese e dei danni, si faranno aiutare magari da un tecnico, da un professionista se non sono in grado di quantificare, in maniera molto semplice. L'amministrazione comunale preparerà dei moduli da compilare, faremo la raccolta di tutte queste richieste e prepareremo il pacchetto di richiesta danni. Io spero che il governo dichiari lo stato d'emergenza, faccia un provvedimento in Consiglio dei Ministri. Le telefonate sono gradite, le telefonate sono un grande segnale di vicinanza. Il Presidente Mattarella peraltro non manca mai di farsi sentire quando ci sono guai in Veneto, e quindi lo ringrazio anch'io per questa sua vicinanza. Mi ha chiamato la Presidente Casellati ieri sera, appena dopo la tragedia, i colleghi Presidenti di Regione sono qui ad elencarvi, il Ministro Annunziata e poi chi mi ha chiamato, poi altri adesso mi vengono in mente così, vi dico quelli che mi ricordo, e mi perdoneranno tutti gli altri che non ho citato. Io dico solo una cosa, un ringraziamento particolare ai volontari. La Regione ha attivato la protezione civile, sono arrivate squadre da Rodigino, quindi dalla provincia di Rovigo, squadre dalla provincia di Vicenza e Padova, e i volontari, li vedete lì, sono attivi, sono quelli che avete incrociato, incrocerete per le vie di Verona o alle Torricelle, lì li trovate proprio tutti, e penso che sia ancora una volta la dimostrazione di un popolo che ha una civiltà estrema. Vi ricordo che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Se non ci fossero i volontari, se non ci fosse la protezione civile, tutti i volontari in generale, gli alpini, i carabinieri e tutti coloro che fanno volontariato, queste tragedie si affronterebbero con molte più difficoltà. Io non aggiungo altro, dico ai cittadini di fare documentazione fotografica, fare in modo di fare foto dei danni che hanno avuto, di cercare di fare un inventario che sia anche ben visibile e ben documentato, dopodiché spetterà a noi fare in modo di portare a casa risorse. Grazie. Prima di passare
eventuali domande, comunicazione di servizio, non so, mi ricordo, l'ho detto prima, abbiamo chiamato già ieri sera un'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi gioco, perché evidentemente abbiamo chiamato ieri sera l'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi giochi, perché evidentemente ci sono delle situazioni di pericolo e quindi già stiamo mappando di varie zone problematiche che riferiscono alla riapertura della città, il parco giochi, ovviamente sono giusti, bisogna verificare anche lo stato all'interno, possiamo permetterci che i nostri bimbi siano in situazioni di pericolo. Faremo la comunicazione di cui parlava il Presidente adesso, cioè di quello che serve dal punto di vista amministrativo per poter accedere, poi richiedere poi quelli che sono i ristori e i risarcimenti. Una particolare attenzione perché stiamo mappando con l'aiuto dei vigili del fuoco e della nostra protezione civile le zone sensibili dove ci sono degli alberi che degli ISU paiono pericolanti, però evidentemente in una situazione di questo tipo stamattina abbiamo fatto prestissimo una riunione operativa, ho dato a disposizione di ripulire completamente la città e di verificare anche lo stato delle varie aperture, sia quelle che palesemente sono in una situazione critica, ma anche sono di quelle che potrebbero guardandole non essere. Chiudo anch'io ringraziando veramente tutti i volontari che sono intervenuti da ogni parte del Veneto, da Verona, e anche quei singoli, devo dire, cittadini che ieri sera in alcune zone della città si sono messi a disposizione per dare una mano. Se la città oggi in tante parti è ritornata in tempi rapidissimi come era prima della situazione straordinaria che si è verificata ieri, anche grazie all'intervento dei tanti volontari e delle tante persone che hanno dato una mano. Volevo dire, no, scusate, poi non voglio sia una dimenticanza, ma l'ho detto più volte questa mattina a voi. Stiamo parlando anche del Veronese e dei danni della Policella, che non sono danni irrilevanti, avete visto tutti immagini, filmati dei vigneti rasi al suolo, e penso che anche questa sia un'ulteriore ferita a questo territorio, quindi anche su quel fronte come ABEPA ci stiamo muovendo, perché ABEPA è la realtà che si occupa dell'agricoltura come Regione del Veneto, si sta muovendo anche su questo fronte. Grazie. Se ci sono domande, ragazzi, se no andiamo via che abbiamo la votazione. Posso? No, rispetto ha parlato dell'auspicio che il governo dichiari stato di calamità, avete interloquito con il ministro di Insa, avete qualche anticipazione in questo senso? Allora, ho parlato, mi ha chiamato, l'ho sentito ieri e poi ci siamo risentiti stamattina. E poi soprattutto ieri con la Presidente Casellati, che penso che avrà dato la medesima disponibilità anche al Presidente Zaia. Io ve lo dico, cioè, su questa situazione che si è verificata nella nostra città, so di avere neanche a mio fianco davanti il Presidente, perché oggettivamente la situazione che si è verificata ieri non può non dare, non possiamo, il governo non può non dare delle risposte alla città di Verona, perché l'ho già detto prima, è una situazione straordinaria che si è verificata purtroppo in un periodo della vita della nostra città già straordinario di suo. Quindi guardate, io prima non vi ho dato dei dati, ma banalmente su a Palazzo Quartieri nel mio piano sono esplosi i vetri, tutti, e abbiamo decine e decine di palline semaforiche non funzionanti, abbiamo centinaia di segnaletiche verticali che sono state divente, abbiamo danni che adesso stiamo quantificando, al di là di quelle che sono le richieste a cui il governo dovrà dare una risposta ai singoli cittadini, ma io ricordo sempre che l'amministrazione pubblica e il Comune di Verona è anch'essa i cittadini, perché noi siamo la nostra segnaletica, siamo le nostre scuole, siamo i nostri giardini, siamo i nostri alberi, siamo i nostri semafori, siamo tutti noi. E quindi su questo, ripeto, ringrazio il Presidente perché la sua presenza oggi qui immediatamente, il suo intervento di ieri non era né scontato, ma sapevo che potevo far conto e so che potrò far conto anche nelle prossime settimane, perché questa volta più di tutte le altre volte la città è veramente in difficoltà. Devo dire per correttezza, anche perché l'avevo dimenticato, ieri sera, penso dopo un'ora dalla tragedia, ho parlato direttamente con Angelo Borrelli, che è il capo della Protezione Civile Nazionale, e oltre a garantirmi il totale sostegno e aiuto su questo fronte, mi ha anche detto che aveva già informato anche il Presidente del Consiglio su questa partita, quindi è bene dire che il governo ha informato ai massimi livelli.
No, c'è anche Rocca Pietro e Valle dei Cadore. Sì, ma guardate, noi abbiamo avuto la provincia di Belluno con Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo, che sono i detriti di Acquapona, per capirci. E poi abbiamo la provincia di Verona con Verona, Castelnuovo del Garda, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano e Pastreto. Poi la provincia di Padova, che vi dico ne ha veramente tanti, Padova, Gazzo, Limena, Vigo d'Arzere, insomma sono una ventina di comuni, forse di più. E poi la provincia di Vicenza con Vicenza, Bolzano, Vicentino, anche qui una decina di comuni, 2 ville, Camisano, Vicentino. Questa è l'ordinanza che ho firmato, quindi lo stato di emergenza che poi vi diamo, avete la distinta. Ovviamente i comuni che non sono in questa distinta e hanno avuto danni considerino lo stato di emergenza aperto, come funziona sempre, onde evitare che non sia qualcuno che dice ma dai, si è dimenticato, non c'è dimenticato, a fare le robe veloci si fa così. Funziona sempre così, cioè lo stato di emergenza resta aperto. Se avete le tue domande, se ci sono per me, poi io devo scappare, sì, ragazzi. Velocissimo. Volevo capire se la Regione può fare uno stanziamento emergenziale subito come 13. Poi domani mattina abbiamo giunta e facciamo uno stanziamento per le opere, le somme urgenze. Ovviamente lo definisco, come si può dire, istantaneo, veloce, non risolutivo, ma vogliamo dare un segnale. Dopodiché poi ci vogliono risolvere. Prego. Lo conosciamo. Cioè, ne parliamo in giunta domani mattina, non sono in grado di dirti. Poi una seconda domanda velocissima, anche se è presto, una prima stima dei danni anche solo spannometrica. Guarda, questa è una domanda ricorrente, sì, sempre, e capisco anche la vostra esigenza. Io dico che sono decine di milioni di danni, cioè nel senso che qui non ce la asciughiamo con poco, anche perché Verona è messa in ginocchio in alcune parti della città, è fondamentale che si provveda per il veronese e anche per il resto dei territori che hanno avuto danni. Cioè, per me il Falzare, piuttosto che Acquapona, Rocca Pietro e i danni del Padovano vanno tutti in questa contabilità, partendo da Verona che è l'epicentro di questo cataclisma. Io vi saluto ragazzi, grazie. Solo una roba sul Covid. Sapete che Sparazzani ci ha validato il tampone rapido, quindi questa è una notizia del giorno. Vi do altre 2 notizie veloci. Noi abbiamo 2048 positivi in questo momento su 6.500, diciamo un conto tondo, isolati. 2048 positivi, dei quali 81 sintomatici. Perché vi dico questo? Perché conferma ancora una volta quello che sto dicendo, al di là che qualcuno dica che abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali non sono pieni, abbiamo 6 persone in terapia intensiva in tutto il Veneto. Peraltro potrei cominciare da Padova dicendovi che la bimba di 5 anni è un Covid positiva, ma è lì per altre patologie acclarate e accertate che non c'entrano niente con il Covid, con la sua positività. Abbiamo un altro Covid in terapia intensiva a Padova che è un infartuato ed è in terapia intensiva perché è infartuato, non per il Covid. E poi abbiamo un signore di 92 anni in terapia intensiva. Dei 6 ve ne ho detto solo 3, se volete vi dico tutti 6. Scusate, perché vi dico questo dato? Perché noi abbiamo 120 persone in tutti gli ospedali del Veneto, siamo passati dal 2004 100 persone a 120 e 6 persone in terapia intensiva. Abbiamo 2048 persone positive in questo momento, solo 81 sintomatiche. Allora si sta vedendo un fenomeno che è strano. Siamo passati in 10 giorni dal 7% di sintomatici sui positivi a questa mattina al 3,9%. Cioè stanno diminuendo anche in percentuali i sintomatici sui positivi. C'è un virus strano, dà positività in assenza di sintomi. Stiamo avvicinando a un'immunità generale, non ve lo so dire, questo lo dovete chiedere agli scienziati. È un virus che è mutato, non ve lo so dire. Sono le condizioni atmosferiche e climatiche diverse, non lo so dire. Io so che non ho gli ospedali in emergenza e ho pochi sintomatici, 3,9% oggi su tutti i positivi che ho, che puntualmente si negativizzano nel giro di 10-15 giorni. Scusami. Lo Spallanzani, guardate, noi siamo stati i primi a livello nazionale, se non anche europeo, a parlare dei tamponi rapidi. Il dottor Rigoli di Treviso e
ha iniziato a sperimentare i tamponi coreani. Vi ricordate? Diciamo, è una fantasia, sta roba non funziona. Però adesso, se 4 mesi fa c'erano solo i coreani, adesso sono almeno 10 multinazionali che fanno tamponi rapidi. Capite che cambia il mondo dello screening. Cioè, il tampone rapido è quello che ci permette di fare il test agli aeroporti in tempo reale, con una validazione importante, perché se il tampone rapido viene confermato, come è stato confermato, efficace, noi riusciamo a essere molto più performanti. Cioè, lo scenario che abbiamo tutti di marzo 2020, aprile 2020 o febbraio, nel quale siamo andati anche in tilt in alcuni momenti, no? Non riuscivamo a dare gli esiti perché erano tanti tamponi e la capacità di processazione era limitata. Immaginate se noi avessimo avuto i tamponi rapidi, che in 3 minuti mi rovino 7 minuti, ma in 3 minuti già si vede la stringa, 7 minuti proprio per dire buttalo via che sei negativo o sei positivo, ecco, 3, 7 minuti, 10 minuti hai il risultato in strada. La letteratura scientifica dice a livello internazionale che il tampone rapido funziona, ci insegna anche un'altra cosa, che il tampone rapido funziona bene se viene fatto sul fresco, cioè bisogna fare il tampone, non metterselo in valigetta e dire che dopo li faccio, li valido in ufficio, bisogna farli al momento, cioè mettere il reattivo e farli subito, sul fresco. No, è antigenico, quindi sull'antigene è un tampone, si infila nelle 2 narici in gola, anzi prima in gola e poi nelle 2 narici, e poi si fa subito la reazione. Però on the road, questo non va in laboratorio, lo fai dove ti trovi, ed è esattamente quello che facciamo in aeroporto. Sì, su richiesta del Veneto, potete scrivere su richiesta del Veneto. Sì, ho scritto io la lettera. Sì, sì. Questa sapete è una grande novità, perché come piano di sanità pubblica ci permette di andare a Falange e Macedonia a passare e ad accerchiare il virus qualora ci fosse. Pensate, un focolaio, un condominio che c'ha un positivo, in mezz'ora passi tutto il condominio, prima ci volevano giorni per sapere se erano positivi, negativi, com'erano. Cambia il mondo. Ovvio è che è un mondo in evoluzione e noi continuiamo a seguire questo. Guarda, io stamattina avevo una videoconferenza con il direttore, l'ho rimandata, la farò oggi pomeriggio, ma sto tornando, diciamo, a tempo pieno su Marghera, perché è giusto essere sul pezzo di questa roba. Sì. Sì, è un cantiere ANAS, quello non è della regione. Sono stato ieri sera al contatto col sindaco, e quindi per noi ieri sera l'epicentro era fatto, mi sono sentito con il vice sindaco di Cortina anche più volte che era sul posto, con i vigili del fuoco di Belluno. E da quello che so io, ripeto, io non sono stato sul posto, quindi riferisco quello che mi è stato detto, si è riempito il vascone che c'è dietro e ha cominciato a tracimare. La strada è stata chiusa per pochi minuti e poi riaperta grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco di Cortina con quelli di Pieve di Cadore, e poi è stata riaperta perché sono in circolazione. So che ANAS, però ripeto, riferisco, stava facendo dei lavori di pulizia e svuotamento del vascone, però più di questo io non so, perché lì è un intervento ANAS, non ha coinvolto la regione né dal punto di vista progettuale né da nessun altro punto di vista. Sì, ringrazio i vigili del fuoco che sono sempre, cioè, che hanno un albero loro ci sono già. A volte mi viene anche il dubbio, nel senso che sono veramente efficienti, e li ringrazio perché il loro capo nazionale, l'ingegner Dattilo, ha chiamato subito, mi ha contattato subito, quindi approfitto anche per ringraziare l'ingegner Dattilo. Grazie e buongiorno, io vi lascio col sindaco, con tutti. Prego. No, domanda. Arrivederci. Grazie.